Abbiamo avuto ospite in studio il dottor Paolo Madeschi, che ci ha parlato della targa di riconoscimento consegnata alla memoria di suo padre per l'impegno avuto nel sociale. Siamo in compagnia del dottor Madeschi che ci parlerà del riconoscimento dato al padre per il lavoro svolto. Ecco sì, lui era medico a Breda di Piave, ha lavorato lì 18 anni e adesso il Comune ha dato questa onorificenza di cittadinanza benemerita alla memoria, perché naturalmente mio padre è morto nel 98. Diciamo è stata una soddisfazione perché è stato riconosciuto quello che non gli venne riconosciuto quando ero in vita. Lui lavorò con poca soddisfazione in quanto diciamo, il Comune lo ostacolò, tanto è vero che lui dopo 18 anni dovette lasciare il paese e andò a lavorare in un paesetto di montagna e poi andò in pensione. Adesso chiaramente i tempi sono cambiati e il Comune forse ha pensato bene di dire ci siamo ricordati di questo medico, che dopo tanti anni, e gli diamo questa onorificenza. Io spero che sia come anche un atto riparativo il riconoscere a una persona che ha dato molto della sua vita alla popolazione e quindi anche se dato post mortem è sempre un qualcosa che deve piacere ai parenti, ma spero che possa servire d'esempio per i cittadini di Breda di Piave. Qui vedete adesso, vi faranno vedere in sovraimpressione la targa che hanno dato e che verrà tenuta da mia mamma per ricordare quello che faceva nostro papà. Ed ora salutiamo il dottor Madeschi. Bene, la ringrazio dell'intervista e ci rivediamo fra una settimana.